Stefano Sarrizzu, una 3-0 per una finale importantissima per voi ed è davvero una grande soddisfazione. Non ci sono parole per un risultato del genere, per un successo di questo tipo, perché anche se già dall'andata abbiamo fatto una partita dove si è conclusa in pareggio, noi abbiamo comunque giocato la partita e anche oggi in casa loro oggi abbiamo dominato. Già dal primo tempo abbiamo costruito 2 azioni importanti dove potevamo già fare 2 gol. Non ci siamo comunque disuniti, siamo entrati negli spogliatoi sullo 0-0, siamo entrati al secondo con una marcia in più, pronti perché volevamo e ci tenevamo a portare via la vittoria. E adesso si va in finale, ma te l'aspettavi 4-5 mesi fa? No, assolutamente no, però sicuramente ci speravamo tutti, perché comunque sia questa squadra è costruita, è fatta da un gruppo di ragazzi veramente fenomenali, sia come persone che come giocatori. Le qualità non si discutono e l'abbiamo dimostrato e questo l'abbiamo dimostrato anche grazie all'attaccamento della città, dei nostri tifosi, di chiunque ci venga a vedere al campo, e siamo riusciti a trasformare tutto questo attaccamento in un risultato più che positivo. Adesso appunto ci tocca la finale che ci strameritiamo e non vediamo l'ora di fare il risultato anche lì. Grazie Stefano Sarrizzu. Grazie a te.